I cavalli non erano muniti di feudali. Considerata però l'efficienza degli sforzi e numerose guerre di conquista, l'esercito romano può essere definito come la più poderosa macchina militare dell'antichità, ma non basata sulla cavalleria. Nonostante ciò, in quell'epoca si sviluppò un allevamento equino altamente sofisticato, inteso ad ottenere migliori razze per la robustezza, fino a giungere ad esempi illustri le selezioni come il poderoso cavallo da scultura Marco Aurelio Campione. Fu prevalentemente e prestigio. Solo in seguito a causa dei primi incursioni barbariche, i romani si affermarono per avere la propria cavalleria di difesa, che andò via via ad assumere importanza, mentre nel servizio postale e nelle circensi il ruolo del cavallo fu subito fondamentale. Guarda quello di Diego. Va dietro la cavalla d'Andrea perché? Oggi qui rappresentate il mare in mano, il torpedato e le sfere